Nella Valle dell'Agno, Ovest Vicentino, come a Bolzano, la possibilità di fare tamponi a tappeto, come sta sperimentando la provincia autonoma, potrebbe essere il prossimo passo. La zona infatti è diventata un vero e proprio cluster per numero di contagi, una possibilità sulla quale la stessa Regione Veneto sta ragionando. Le contrade della Valle dell'Agno, ad esempio quello è un territorio che stiamo studiando, lo dico alla Cristina, in particolar modo, ecco lì abbiamo capito che c'è una diffusione dell'infezione che è data molto probabilmente da una contiguità e da una socialità dove c'è molta promiscuità, no? Cioè dove c'è incontro, c'è socialità e lì bisogna valutare, ad esempio, quella potrebbe essere una zona titolata. L'RT di queste zone è particolarmente elevato e sicuramente la possibilità che la Valle dell'Agno con la Valle del Chiampo diventino zona studio non dispiace al sindaco di Cornedo Vicentino Francesco Lanaro, che intravede in questo modo la possibilità di bloccare il fenomeno diventato ormai ingestibile. A fargli eco anche il suo collega Matteo Macilotti, sindaco di Chiampo. I contagi sono molti, così come purtroppo i cittadini che sono costretti a ricorrere poi a ricovero qui delle cure sanitarie. La proposta del presidente Zaia di disporre un numero ampio di tamponi sulle nostre vallate per appunto cercare i soggetti asintomatici certamente è una risposta che non ci vede sfavorevoli. Da parte nostra come sindaci abbiamo cercato appunto di fare ciò che era in nostra possibilità, tanto che abbiamo emanato un'ordinanza più restrittiva rispetto al resto della provincia e della regione. Certamente ci rendiamo conto che è necessario appunto un'azione forte per riuscire a far diminuire la curva dei contagi.